Un caloroso benvenuto a tutti dallo staff organizzativo di questa storica fiera. La fiera è un richiamo per numerosi turisti e visitatori, la poetessa di Sicilia Corimio Giusy Di Mauro. Signori, buongiorno, è un piacere per me essere stamattina qui a nome di una forte rappresentanza giardinese e nonno, quindi la Sicilia tutta si unisce stamattina iniziando insieme a me, dandomi il privilegio tramite la mia voce, in primis a dire che è il nostro dovere ringraziare senz'altro tutta l'amministrazione e il primo cittadino Doc, promotore di questo evento. Già nel lontano 2006 lui, quando ancora era solo un assessore della cultura, un solo tra virgolette, e adesso sindaco di Giardini, ha fatto molto e si è prodigato perché questo evento si possa realizzare, e così è stato. Il professor Nello Noturco, un grazie ancora e sicuramente di cuore da parte nostra, da Sicilia Corimio e di tutti i presenti, va all'assessore della cultura, dottoressa Sandra Sanfilippo, che è qui con noi, che al costanio del nastro ha dato l'inizio a questo evento. A tutti, con tanto affetto, un immenso grazie per la vostra collaborazione e sostegno a questa nostra bella tradizione. Un applauso me lo merito e ce lo meritiamo tutti! Vabbè, ti do una mano. Vabbè, sicuramente a volte capita ed è umano fare qualche errore di presentazione, magari dimenticando di ringraziare qualcuno. In questo caso non è plausibile e accettabile pensare che ci fossimo dimenticare di presentare e di ringraziare colui che è colonna portante di tradizione. Oltre ad essere un cantastorie, è un musicista, compositore e cantautore. Si approccia al suo amato pubblico dicendo: mi chiamo Luigi e faccio cantastorie. Signore e signori, è qui per noi, insieme, accompagnato dalla bravissima, famosissima fisarmonicista canadese Jean Leclerc. Ho l'onore di presentare sulla scia del più famoso cantastorie ripostese della Sicilia orientale, Orazio Strano, l'erede, il nuovo, bravissimo e amato cantastorie ripostese dalla voce graffiante e provocatoria, che oggi ci allieterà con qualche sua performance, signore Luigi Di Pino. Buongiorno veramente, perché pare che arrivava stati oggi, mi fa tanto piacere. Sotto a sto sole e sto cielo, che facci a sto mare, cominciamo con la storia di Turiddu siciliano. Turiddu era un musicista eccezionale. Suonava 4 strumenti siciliani: tamburetto, mannolino, frescaletto, ma era specializzato in uno strumentino siciliano che si suona con la ucca e con le mani, e si chiama, insertatemi come si chiama? Tra parentesi, Turiddu era anche bravissimo a fare i pani. Insertate che ce l'aveva imparato a fare i pani, che ce l'aveva imparato a fare i pani a Turiddu, Saro Bellingheri ce l'aveva imparato a fare i pani, naturalmente. Però suonava il marranzano. Se mi voleva dire a suonare il marranzano al Teatro della Scala a Milano, sua mamma ci disse così: Turiddu, dove vai? A Milano. A Milano! Fai
a suonare il Maranzano. Maranzano, malano, com'è? Come c'è Sicilia, cuore mio, che trovi tante belle premi e tante belle personetti che ti battono magari le mani. Vero, ma vero, c'è sono tante belle personetti, guarda, ma battono magari le mani, io sento, ma pare che sento. Vero, mamma. Nel ritornello si battono le mani, vi faccio segnale con l'occhio, siete pronti? Sì. Sogno partuto del campo rotonno, voglio fare lo giro do monno, avvicinatevi non vi confonno, sei ornata festino se fa. Corrido sogno lo siciliano, voglio ir alla Scala a Milano a suonare il cello Maranzano, prima ancora lo suono io ding ding dong ding 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 dong ding 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 dong ding dong ding lo Maranzano, figlio volato, lo Maranzano che sono da fa. Ding ding dong ding 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 dong ding ding dong ding dong lo Maranzano, figlio volato, lo Maranzano che sono da fa. Ehi, bravi, bravissimi. Vai un girando, soprattutto vai un passando, vai un scialando, tocca di paese città, questo tuo sogno fantastico e vecchio, ti vanno rosso cravatta capello, puntando avrati dal lavoretto, ne sono qua per le tale, il tamburetto che sono cantato. Ehi! Corillaio la faccia d'artista, la mia bravura la fama conquista, sembro proprio un gran musicista, non te vedevo perché lo fa come sbamba lo petto, quando è che ha fatto sto grande balletto, suonata classica, di frescaletto, se mi piaci, me lo sono da così, sentite. A questo punto invito cortesemente la dottoressa Sandra Sanfilippo di avvicinarsi alla postazione centrale e di avvicinarsi appunto per consegnare al maestro Luigi Di Trino il premio di riconoscenza. Un applauso! Grande Luigi! Bravo! Luigi, non saremo mai! Divido questo premio con Santa Clara. Meritati tantissimi! Grazie Assessore, grazie. Bene, ora vi lasceremo gioire di questa bellissima giornata. Buon divertimento da Sicilia Cuore mio e da tutto lo staff organizzativo. Evviva la tradizione! A questo punto che cos'è che accade? Accade che Salvatore Interisano e Pippo Carpita, maestri appunto della Zampogna, di farli suonare, a parte ovviamente della costruzione, che signor Pippo Carpita è veramente un maestro di questo, ma adesso ci allieteranno del loro fiato e ci faranno sentire delle melodie che la Zampogna può regalare e che tutti noi li vedremo passeggiare cantando e musicando con le loro creature, che sono appunto le zampogne, e che la tradizione ancora una volta stia tra di noi. Signore, un applauso alla tradizione siciliana, la sicilianità è tra di noi, non deve morire, aiutiamola!
primi anni se ne ero non saggio ora che sono arrivati gli 80 anni chiamo la vita e morte ma Jean Leclerc, for you. Abbiamo una folta rappresentanza di Paternò. Benvenuti, benvenuti. Quanti amici stanno arrivando? Vedo tanti amici, tanti amici. Questa è la tradizionale, mi raccomando, si canta e si battono le mani. Sì. Trovitti una crozza su, tra il cantone. Fui curioso e ci così spiati. Mi chiama rispondió un gran dolore. Santo, cori campani, tutti, la 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 un saccione, ora
sembra che sua per 80 anni chiamo la vita e morte ma rispondi tutti la la le vermi fu mangiato tu sino allo scontro lo menecagua lo sconta all'altra vita acchiando c'è un giardino ammesso di mare, tutto un tessuto di aranci e sciuri, tutti la gente ci vanno a cantare, pure i sereni c'è. Insomma, avete capito che vanno a fare sirene, no? Vai tutti, andiamo al finale. Acceleriamo, parla sempre di Cristo e a Maria, facendo lo pani a desiare, che so se sa, è verità, grazie usciano giusto di città, che so se sa, è verità. Grazie usciamo giusto di città, che so se sa,
è verità, grazie usciano, giusto Grandioso Luigi Di Pino. Grazie, grazie, grazie. Ok. Allora Luigi, col tuo permesso, anzi se vuoi avvicinarti a me, è la bellissima Gian. Ho l'onore, ovviamente oltre il piacere, a nome di tutti i giardinesi, a nome di Sicilia Corimiu, a nome di chi ha voluto che tutto questo potesse accadere e vivere, presentare il primo cittadino di Giardini Naxos, il professor Nello Loturco, che è pregato di avvicinarsi alla postazione per godersi l'applauso che senz'altro merita. Grazie professore Nello Loturco. Grazie. Insieme al primo cittadino, nuovamente, insieme alla cittadinanza di Giardini Naxos, insieme Sicilia Corimiu, insieme ad ognuno di noi, in primis, desidero qui con me anche Sara Berlinghieri, che non ha bisogno di presentazione alcuna. Sara, sei pregato di raggiungere la postazione. Un grazie, te lo facciamo sentire di cuore. E insieme a te ci pregiamo di chiamare qui, con un grande applauso, anche lui che è un compartecipante a tutto questo, il vice sindaco Carmelo Giardina, con un grosso applauso. Eccolo qui, Carmelo Giardina, grazie. Ecco, se permettete, io vorrei sul palco anche una carissima amica mia che casualmente è qui, Cettina Busacca, che è la nipote del grande Ciccio Busacca, un'altra cantastorie. Se permettete la vorrei vicino a me. Ora, scusami, non ti ho tolto il microfono, desidero solamente completare la corona dei ringraziamenti, perché anche se lui è un po' restio nel mettersi in mostra, noi vogliamo dare solamente un saluto ad Angelo Savoca. Non scappare, ecco, vieni qua, ti vogliamo Angelo, un secondo ti vogliamo, ti devi fare vedere. Poi ci sono tante figure, altre figure non secondarie a cui dobbiamo dare un grazie dell'anima. Stamattina si sono prodigati come tutti i giorni finché ogni evento realizzato da chi ha buona volontà, come in questo caso Sicilia Corimiu con Giardini Naxos, vediamo la persona di Ianu. Io ti chiamo Ianu, che è l'instancabile Ianu, che ci ha offerto la sua maestria con i profumi di Zagara. Qui a Giardini si sentiva il profumo della buona volontà. Bacia a me che vale per tutti. Bacia a me, lo voglio io il tuo bacio. Poi desidero nuovamente qui il barman per eccellenza, il signor Ferrara, che ci ha fatto gustare il cocktail Naxos, che ci ha fatto veramente deliziare il palato. E ancora i compartecipanti a questo evento che hanno reso la tradizione viva in fisicità, in cuore e in passione, gli Zampognari, Pippo Carpita e Salvatore Inderisano, ai quali abbiamo conferito un attestato di partecipazione, perché sempre loro ligi ad ogni richiamo che la tradizione fa, e siamo qui ad applaudirli ancora una volta e con un grazie li abbracciamo. Signori, ancora il profumo di Zagara.
Signore, ancora il profumo di Zagara, qui vuole veramente ringraziare di cuore colui che ha prestato i suoi tesori, nonché i caretti siciliani, il signor Belardo Salvatore, che se è ancora tra il pubblico prego di salire sul palco, come mi suggerisce Luigi, un palco inventato da noi, e penso che, voglio dire, un applauso ce lo meritiamo, Detto questo, l'ufficio turistico Franco Consoli un applauso se lo deve dare e fare insieme a Sicilia Corimio. Poi ancora la mia amica carissima Antonella Cavallaro, pilastro importante di Sicilia Corimio. Poi ancora la new entry di Sicilia Corimio, Clorinda Puglia, che grazie alla sua generosità a 360 gradi non si è mai stancata di mancare agli appuntamenti. Prego, vieni qui con noi, Clorinda. E poi non vedo perché adesso il pilastro, il primo in assoluto, ha abbandonato la scena. Desidero chiamare, certo, vorrei il sindaco al centro, certamente, no, mi perdoni sindaco, mi perdoni. Il sindaco assenta, Siamo qua, il sindaco sta dove vuole. E infatti lui comanda, quindi non possiamo opporci al suo volere. Guardate qua un attimo. Allora, il tempo che farà questa fotografia il signor Mario Guillermo, nonché Cosa dobbiamo fare, Mario? Il sindaco l'ingegnere dell'immagine per Sicilia Corimio in questo momento in azione, da parte nostra un abbraccio affettuoso e un grazie e un applauso al signor Mario Guillermo, che è pregato a venire qui con noi. E adesso gli voglio lasciare il microfono perché lui farà un saluto d'eccezione a tutti i turisti tedeschi e non, nella sua lingua, anche quella madre, e che si onora sicuramente diciamo di pronunciare adesso. Vai Mario! Dammi un termine, io vincerino, io rilascerò sai. Allora, in poche parole vi ho voluto dire, per chi non l'ha capito come me, però ci vado all'intuito, benvenuti a tutti in Sicilia! Benvenuti a tutti in Sicilia. Poi, e con questo voglio concludere veramente questa magnifica giornata, e però voglio continuare da oggi in poi a sentire nuovamente profumo di Zagara a Giardini e non solo. Vorrei qui con me l'amore della mia vita, che anche lui permette che ogni mio desiderio diventi realtà. Pino Parisi, il regista di Sicilia Corimio. Ora insieme vogliamo lasciare la parola al sindaco, professore Nello Loturco, che sicuramente vorrà dirci qualcosa. Prego. No, semplicemente che sono contento per la partecipazione, perché abbiamo voluto riprendere già alcuni anni fa, ma quest'anno in particolare, la tradizione. E la tradizione negli anni vedeva Orazio Strano come elemento principale. Molti di noi sono cresciuti con le sue canzoni, per noi questo era un appuntamento tradizionale con la fiera, ma soprattutto con Orazio Strano. E qua l'amico Luigi ne è il degno erede, e quindi per noi era importantissimo averlo qua stamattina, con l'augurio che questa manifestazione possa avere un seguito, si possa ripetere negli anni, anche magari allargandola ad altri cantastorie e farlo un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni regionali. Grazie di buona È ripreso sindaco, da fare sicuro. Torna io la pausa e riparta, c'è stato Torino. Se tu ci fai bene solo scorda, non ne devi più manco di guarda, sparte da rete a rose dalla corda,
dintra l'ugna dall'ippa come scarda, se c'hai lo sanguinetto della lorda, insomma, il Lazzaruna gli stravacanti e fosse meglio se non me l'avanti. Aspetta mai se ci Sarazio, ma quanto sei ignorante! Ma come non vuoi capire più per niente? La donna ci disse, sentite, io come una pece brillante, cacchio la polizia, e più è lucente, con la canuscia non c'è stata, onde c'è donna, c'è divertimenti, è solo idra all'uomo felice, perciò ste pessarini, perché le dici? L'occhiatura la femmina ti fece, se stato detto. L'occhiatura la femmina ti fece, ed è per questo che fai sti usi. La donna andalo fuori alle radici, ed è per l'uomo una pesante croce. A brucia peggio le ucchiente pici, e t'ammalena con palori dolci. E se te un minuto di piacere, poi dopo un anno ti farà soffrire. Allora ci disse, ora mi pare che la puoi finire, inutile allora chiacchierare, se Dio fece la donna vuole dire che senza donna che non si può stare, forse contro di Dio amico ieri, l'opera so. Tu vuoi rimproverare? Se veramente nata stazzatura, se parla contro la macennatura, quando ci disse Dio ha pigliato giusta ogni misura, creavo lo mondo in perfetta maniera, però fece la donna chiara e scura, come lo monnezzaro che la sorella. È scura perché è infame e creatura, e mai una volta è sincera, è chiara perché quando è madre è divina, ma se madre non è, signore miei, è una mala spina. È così, ma la zia ci disse, un pezzotto che basta farina, gli batti come fosse una campana. Hai fatto l'ogni corde con la rina per incatenare la mia mente sana, ma non mi curo, no, resta catina. La mia lingua è una spada da lontana, e non stanca ed io con matto paro, ma zacco dice tu, spiegalo chiaro. Quello ci disse, non l'ho caputo ancora, baccaro. Sto senso femminaro te lo coro. La donna è piccarucci, è troppo amaro e nessun uomo c'è stare sicuro. Lo sai che tieni prezioso e caro, sincero, veramente, casto e puro. Che? C'è che? Solo l'amore per le sue figlioli. A poi le crepa sentere non mole. La vita antiso tutte queste parole che fabbricate su come alle scale di tuo poeta che non c'hanno scuole, né di dottore né di speziali, ognuno delle due ragione vuole. Ma in testa, poi c'è navi che sai sali, Cudi le tue e lo sperto e lo babbano, tu ridu bella pure, grazie Osano. Bravo, bravo. Grazie, 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 grazie. Allora, signori e signori, che cosa dire? Questo 1° aprile 2017, fiera a Schisò di evocazione che dal 1910
calca le scene, i giardini, fino tutti i siciliani del mondo ovviamente la vivono direttamente e indirettamente, volge al termine, però col cuore continua dove esiste ancora la passione e le tradizioni, perché la Sicilia c'è, esiste e deve farlo, deve continuare a farlo, e per permettere che tutto questo possa avvenire dobbiamo prima crederci noi, dobbiamo prima vivere noi la Sicilia, perché la tradizione è una bella donna da corteggiare e quindi tutti noi siciliani dobbiamo corteggiare questa bella Sicilia che ogni giorno, baciata dal mare, baciata dal sole, non aspetta altro che essere corteggiata. Allora Giardini Naxos si congeda a quanti sono stati ovviamente presenti, hanno applaudito le nostre performance, e quindi vi ringraziamo uno per uno, dallo staff di Sicilia Corimio, da Angelo Savoca e da Saro Bellingheri. A nome mio, Giusy Di Mauro, un abbraccio da Sicilia Corimio e veramente vi auguro tutto il bene del mondo, che Dio vi benedica. Passo la parola a Pino Parisi. Grazie ancora a tutti, a voi per pubblico di Giardini, al nostro carissimo Luigi Di Pino, allo storico Saro Bellingheri, all'Angelo Savoca e a tutti voi un abbraccio caloroso da parte nostra da Sicilia Corimio, e che Dio ci benedica la Sicilia, viva la tradizione!